Centro Sportivo Bottagisio. La Virtus Verona ospita la capolista Pro Patria. Dirige l'incontro il signor Benetti, coadiuvato dai signori Tomei e Sivo. Calcio d'avvio della Pro Patria. Angolo della Pro Patria e tiro da fuori area di Lamperti. Freddy compie il suo primo intervento decisivo. Restelli ci prova 2 volte dal limite. Freddy blocca. Lamperti intuisce l'uscita della difesa della Virtus e calcia. Tiro deviato in angolo. Zanaboni entra in area e calcia fuori dallo specchio della porta. Restelli per Spreafico che controlla e tira tra le braccia di Freddy. Beghello lancia a lungo per D'Eredità che viene anticipato dall'uscita di Valneri. Calcio di punizione di Beghello e Valneri respinge con i pugni. Il secondo tempo riprende con la battuta della Virtus Verona. Lancio lungo di Valneri e Zanaboni cerca di sorprendere Freddy con un tiro da lontano. Lancio di Badnevic per Ferrari che entra in area e calcia. Freddy devia con un piede. Calcio d'angolo di Renda. Ancora Renda sulla respinta. Freddy respinge distinto. Tiro di testa ravvicinato di Badnevic e con un colpo di reni Freddy alza sulla traversa. L'arbitro ferma tutto per un fuorigioco dubbio. Conti prova dal limite. Conclusione deviata. Valneri blocca. Ancora un lancio lungo di Badnevic. Ferrari calcia alto sulla traversa. Calcio di punizione di Leucci. Testa di Ambrosi e Celai per questione di centimetri non riesce a correggere in rete. Al 23esimo il vantaggio della Pro Patria. Giamberini tira e Reggiori devia di tacco spiazzando Freddy. 1-0. Smith in pressione anticipa in scivolata Valneri. Tira in porta ma Badnevic di testa toglie la palla dalla porta. Punizione dal limite di Zanaboni e Freddy in tuffo devia in angolo. Sul successivo corner Zanaboni colpisce di testa ma Freddy è pronto ad accartocciarsi sulla sfera e sventare l'azione. Lancio lungo da centrocampo per Zanaboni che finta, controlla e tira. Freddy compie un miracolo e devia in angolo. 47esimo corner di Leucci ed Olivieri di testa manda di poco al lato. Gara molto intensa, la Pro Patria ha mostrato tutta la sua qualità. La Virtus Verona si è difesa con ordine ed è riuscita a contenere le azioni della Pro Patria anche grazie agli interventi prodigiosi di Freddy. Risultato finale: Virtus Verona 0, Pro Patria 1.